Un colpo studiato a tavolino, quello andato in scena in zona industriale a Cittadella, domenica notte. Rubato un sollevatore telescopico, una macchina operatrice del valore di almeno 200.000 euro. Il video è stato diffuso anche su internet con un appello dei proprietari perché chi ha visto qualcosa parli. Nelle inquadrature si vede che le telecamere vengono oscurate. I ladri, probabilmente dei professionisti, hanno lavorato tutta la notte. In questo secondo video si vede l'uscita del mezzo che poi è stato visto alle 3:50 nella zona di Borgo Treviso in direzione Galliera Veneta. I proprietari hanno anche fatto denunce ai carabinieri che stanno indagando, intanto hanno organizzato delle ricerche anche con i droni. Furti di macchinari di queste dimensioni, infatti, non sono nuovi. Sempre in zona, poche settimane fa, sono stati ritrovati dei trattori sottratti come il sollevatore telescopico. La speranza, infatti, è quella di ritrovare il mezzo dalle notevoli dimensioni parcheggiato in qualche capannone abbandonato o mimetizzato sotto qualche grande albero.